Buonasera a tutti, apriamo una nuova settimana dell'analisi, la apriamo con ospite il Presidente della Commissione Urbanistica e Portualità del Consiglio Comunale di Olbia, Giorgio Spano, benvenuto. Buonasera. Attualmente civico a tutti gli effetti, nel senso che non fa parte di nessun partito ufficialmente, dopo che era stato eletto, però lo ricordiamo con l'API di Rutelli, ora completamente civico. Partiamo dalla nomina alla Presidenza dell'Autorità Portuale, immagino che sicuramente le abbia fatto piacere, però mi pare che qualche polemica si sia aperta, in particolare nel PD, il partito che fa parte della maggioranza. Qui all'analisi qualche giorno fa il consigliere del PDL, il consigliere comunale Tiziano Pinna, ha detto che non è stata una nomina condivisa. Che cosa è successo in realtà? Tanto non si tratta di una nomina ma di una designazione, perché la nomina vera e propria la farà il Ministro di concerto con il Presidente della Giunta regionale. Il Comune di Olbia ha indicato il mio nome, io sono onorato di questo è avvenuto in maggioranza, quindi non è una nomina di parte, è una nomina condivisa. L'unico dubbio che all'interno della maggioranza si era posto, poi un dubbio che è stato fugato dallo stesso Ministero, era quello se il Comune doveva fare un solo nome oppure dovesse fare una terna. Nel caso qui avesse fatto una terna, nessuno ha discusso sul mio nome, anzi tutti hanno detto che evidentemente si sentivano rappresentati. È chiaro che l'amministrazione in quel caso avrebbe fatto anche altri nomi di componenti della maggioranza o anche esterni che la maggioranza poteva indicare, insomma, per una carica nella quale ci vogliono delle competenze che certamente oltre la mia è chiaro che ci sono, ma non c'è nessuna polemica, semplicemente soltanto una questione di interpretazione della legge che invece pare vada in questo senso, cioè i comuni devono indicare un nome, poi la terna viene fatta al Ministro e sulla base della terna il Ministro si confronterà con il Presidente della Giunta regionale per decidere autonomamente chi sarà il nominato appunto alla carica di Presidente. Abbiamo avuto qualche giorno fa qua anche il Presidente a fine mandato dell'Autorità Portuale del Nord Sardegna, Paolo Piro, che a domanda ha risposto che il suo successore dovrà essere qualcuno che sia un po' tecnico e un po' politico, che abbia insomma entrambe le qualità. Io le chiedo come giudica il lavoro svolto dal Presidente Piro? Intanto il lavoro del Presidente Piro è un lavoro di fondazione, diciamo, di un ente che è nuovo, non è un ente che è stato avviato da altri, quindi è un lavoro che a mio avviso ha dovuto incontrare una serie di difficoltà che sono quelle della istituzione di un organo così importante come l'Autorità Portuale. E devo dire che così il lavoro che ha svolto fino ad ora a me sembra un buon lavoro. È chiaro che nel dettaglio poi bisognerà entrare, nella programmazione anche, considerato che il Presidente è, diciamo, la punta di un iceberg che però è composto dai comitati portuali, all'interno dei quali ovviamente fanno parte non soltanto i sindaci dei comuni interessati, ma fanno parte anche le categorie delle persone che lavorano, appunto le categorie che lavorano nel porto, e quindi le decisioni, soprattutto quelle della programmazione, devono essere prese di volta in volta assieme, confrontandosi con queste entità. Ci sono degli atti di programmazione che possono essere fatti autonomamente, ci sono degli atti di programmazione che invece vanno verificati con altri. Un esempio su tutti: non si può pensare che il piano regolatore del porto di Olbia piuttosto che di Porto Torres non debba essere condiviso con il comune di appartenenza, perché il piano regolatore del porto è come fosse un piano particolareggiato in estensione del piano della città. Non possono essere separate le due cose, perché altrimenti si scontrerebbero con una realtà poi che invece deve essere una realtà di integrazione di questi due importanti. Va condiviso, insomma, con gli enti interessati. Nel caso andasse in porto questa sua candidatura, c'è qualcosa che le piacerebbe realizzare? Un sogno? Beh, intanto mi piacerebbe realizzare un sistema portuale del Nord Sardegna che funzioni in maniera integrata, perché pensare ai campanilismi dicendo che soltanto Olbia deve crescere piuttosto che Golfaranci o Porto Torre significherebbe non fare invece un ragionamento complessivo. Dobbiamo cominciare a pensare in termini territoriali in modo tale che lo sviluppo sia uno sviluppo di tutti. Uno sviluppo soltanto di uno dei comuni sbilancerebbe un'economia che invece deve tenere conto di una programmazione più generale. Porto Torres, Olbia e Golfaranci hanno delle caratteristiche diverse, ma
ognuna di queste realtà ha necessità di molta attenzione. Porto Torres deve combattere con i problemi della disoccupazione, con i problemi dell'industria, che ha determinato una scelta che è un po' allontanata da quella del turismo. Golfo Aranci invece ha una vocazione turistica netta, Olbia ha una vocazione mista. Pensiamo che convivono nello stesso porto strutture che sono rivolte alla navigazione, merci, passeggeri, e poi c'è l'importante settore della metilicoltura, della rissellicoltura, della iticoltura, che comunque devono convivere, nessuna di queste può essere soppressa dalle altre, né fagocitata. È un sistema complesso nel quale, a mio avviso, c'è necessità di impegnarsi tanto, perché la Sardegna ha bisogno di questo tipo di impegno. Riflettevo che sceglie il ministro, no? Sentito anche il presidente della regione. Se non sbaglio, Piro fu eletto con il presidente Renato Sodo, se non mi ricordo male. E questa volta c'è Cappellacci, quindi è possibile che vada in porto. Può darsi che funzioni proprio questo meccanismo. Questo meccanismo io me lo auguro, visto che tra l'altro gli altri credo. Poi bisogna dire anche una cosa, che al momento c'è un solo concorrente. Dal momento in cui il mio nome, per il momento, è l'unico nome che è sul tavolo del ministro, perché il Comune di Olbia, nei termini diciamo, prescritti dalla legge, cioè che scadevano il 21 di aprile, ha diligentemente mandato una raccomandata al Ministro con il mio curriculum e con la lettera di presentazione di scelta appunto del sindaco a nome dell'amministrazione. Per cui è l'unico nome sul tavolo. Al momento è l'unico nome sul tavolo. Stiamo vedendo. La porto in campo amministrativo in senso stretto adesso. Sì. Perché lei fa parte di quello che è stato definito quando si insediò un laboratorio politico, cioè l'amministrazione comunale di Olbia. Una formazione molto fortemente civica che abbraccia però i partiti organizzati della sinistra e anche un pezzo del centrodestra che si era in qualche modo distaccato dal PDL. Questo tipo di mix ha funzionato e secondo lei è replicabile? Questo è un mix difficile, come tutte le cose che devono essere miscelate, però ha dei lati fortemente positivi e qualcuno negativo ovviamente ce l'ha, è normale, perché quando si mettono assieme persone che hanno culture politiche, parlo diverse, proprio, a volte poli proprio diversi che si devono mettere assieme, è chiaro che si deve avere a che fare con una serie di problemi che nascono dal fatto che in qualche modo si è diversi. Ma è proprio dalla diversità, dal fatto che ognuno deve un po' cedere sulle proprie posizioni, che invece vengono elaborati i temi con maggiore attenzione. Su ogni tema non c'è una linea unica che è quella dettata da un partito, oppure da una coalizione, da un'area politica di destra, di sinistra, ma su ogni tema c'è un dibattito, a volte anche abbastanza acceso in maggioranza, e alla fine le posizioni che vengono sono delle posizioni sulle quali non c'è una condivisione totale, seppure non tutti sono d'accordo sullo stesso tema, nel senso che l'esercizio della democrazia in questi casi è un esercizio molto più difficile, che però dà dei buoni risultati e aiuta a non fare delle scelte affrettate, per esempio. Su alcuni temi ci attardiamo un po' di più perché discutiamo, cioè non di meno, però in Consiglio Comunale c'è una produzione che in altri tempi non si era vista. Però ad esempio Scanu, il deputato Scanu dice che ci vorrebbe un cambio di marcia, vi ha bacchettato un po' di volte, ha ragione? Il deputato Scanu ha ragione nel dire questo, nel senso che lui, dall'alto della sua esperienza politica, della sua lunga militanza anche come amministratore, si rende conto che ognuno di noi deve fare di più, ma questo io credo che lo abbia sempre fatto in termini costruttivi, non certamente per distruggere questa maggioranza della quale lui è uno dei padri fondatori, assieme ad alcuni di noi l'ha voluta fortemente, quindi ritengo che questo sia uno stimolo per migliorare e credo che questa sia un'analisi corretta che ognuno di noi deve fare, perché ognuno di noi può migliorare. Questa maggioranza può migliorare, anzi questa maggioranza deve migliorare, perché dobbiamo tener conto del fatto che si è partiti con una compagine anche diciamo di giunta che volutamente è una compagine di giunta di persone che non hanno, uomini e donne, che non avevano già svolto questo compito in passate amministrazioni, non ci sono assessori che hanno già fatto gli assessori, sono tutti nuovi. È chiaro che si paga, diciamo, sotto un certo punto di vista lo scotto di una partenza che non può essere quella di persone già esperte che sanno, che conoscono i meccanismi proprio della giunta dell'amministrazione, ma passato questo momento e ormai siamo nella fase giusta, ritengo che molti assessori possano esprimersi avendo già maturato anche da amministratori in questi 2 anni di amministrazione l'esperienza sufficiente per concretizzare una serie di atti
che a mio avviso sono necessari. Noi diciamo che siamo fuori dalla Giunta, ma in Consiglio, che ha ritrovato una centralità che in altri tempi non c'era, ce la mettiamo tutta. Io posso dire per esempio nella commissione che io presiedo, la prima commissione, quella urbanistica, una commissione che si riunisce spesso e che ha portato in Consiglio Comunale oltre 200 argomenti, 200 provvedimenti approvati quasi al 100%, al 90, si può dire al 95% all'unanimità, che significa che è evidente che si fa un bel lavoro anche in commissione coinvolgendo le opposizioni con le quali c'è un rapporto diciamo fermo. A proposito di questo, si era partiti all'inizio con una contrapposizione quasi feroce tra centrodestra e centrosinistra, il dualismo Nizzi, Giovannelli e Scanu da una parte e Nizzi dall'altra. Secondo lei in questi anni in qualche modo si è attenuato questo spirito di polemica così forte? Secondo me questo si è attenuato ed è un obiettivo che noi ci siamo posti, perché io sono sempre dell'opinione che non ha senso avere delle parti contrapposte, perché si rischia di difendere le proprie posizioni non sugli argomenti, ma semplicemente perché sono posizioni diverse. Io credo che invece il dialogo e il confronto ci debba sempre essere, e la maggior soddisfazione di uno che fa politica è portare un provvedimento condiviso dall'opposizione, perché evidentemente ha avuto la capacità di discutere e di condividere quell'argomento con gli altri. Io personalmente, quando un provvedimento in Consiglio Comunale ottiene l'unanimità dei voti, sono contento, non abbiamo fatto inciuci quando si fa così. È evidente che si è discusso e che si è trovata una via di mezzo sugli argomenti, perché c'è sempre una via di mezzo ed è quella che bisogna perseguire, perché le posizioni così sulle barricate danno soltanto origine a litigi che non portano a nulla. Qualche volta su certi argomenti si è decisi, no? C'è stato ultimamente la questione del percolato, c'è stata la presa di posizione del sindaco di Olbia piuttosto decisa, la presa di posizione del presidente del CIPNES altrettanto decisa, su posizioni leggermente diverse, però poi le cose si sono chiarite, si è chiuso e quel fatto è stato superato. Abbiamo visto l'altro giorno come ci sia sempre questa volontà da parte dell'amministrazione di non escludere nessuno, ma di includere, persino riconoscendo agli amministratori che ci hanno preceduto i meriti che hanno, quando li hanno, e ovviamente i demeriti glieli diciamo ugualmente in Consiglio. Per cui secondo me questo rapporto ci deve essere, le contrapposizioni non servono a nessuno, in un momento di crisi come questo c'è necessità di avere un occhio diverso che sia rivolto alla soluzione dei problemi dei cittadini e non alla soluzione dei problemi che possono invece riguardare esclusivamente la propria collocazione di partito o quella personale, oppure anche le mire che ognuno può avere per il proprio futuro e per la propria carriera politica. Bene, siamo a tempo praticamente scaduto. Le volevo chiedere una cosa volante. Ha visto le carte del piano sul Qatar? Commissione urbanistica ci dovranno arrivare? No, non le abbiamo viste in commissione urbanistica perché ancora non è arrivato in commissione, non c'è ancora un progetto. Abbiamo fatto un incontro con l'ingegnere, non ricordo in questo momento il nome, con l'ingegnere che appunto ha redatto il progetto per il Qatar. Abbiamo visto alcune carte, alcune proposte, dei render di alcune costruzioni che riteniamo comunque siano ancora i vecchi render. Non abbiamo ancora visto il progetto vero e proprio e io mi auguro che il piano di intervento che vuole proporre il Qatar in Costa Smeralda non sia soltanto quello dei 4 stazi che vengono presentati nel comune di Olbia, che prevedono l'incremento di una stanza per ogni stazzo, quindi se fosse così sarebbe una roba da commissione edilizia, neanche da commissione urbanistica, tra l'altro la commissione che noi abbiamo pure abolito perché è inutile. Noi riteniamo che ci debba essere invece un progetto complessivo che ci deve convincere sotto tutti i punti di vista, da quello urbanistico certamente, quello ambientale che è fondamentale, quello dello sviluppo che deve essere condiviso e che deve essere veramente un incentivo e un volano per l'economia e deve dire qualcosa di nuovo, perché se è la riproposizione semplice di una serie di volumetrie aggiunte l'una sull'altra, e allora sicuramente non ci siamo. Io mi auguro che invece questo progetto contenga qualche novità in termini di trasporti, di collegamenti, in termini di allungamento della stagione attraverso, così come ci hanno detto, l'organizzazione di convegni di livello internazionale. Tra l'altro lo stesso gruppo del Qatar gestisce, pare, 400 convegni internazionali all'anno, basta che ce ne mandi qua 200 e già avremo risolto una buona parte. Per cui questo progetto non l'abbiamo ancora visto nella sua interezza, ci è stato illustrato per sommi capi, aspettiamo una proposta compiuta e quella proposta sarà una proposta che noi dovremo innanzitutto portare nella nostra maggioranza e se andrà modificata faremo le nostre proposte e dopodiché se sarà condivisa dovremo portarla con forza fino al compimento, perché le opere vanno non soltanto pensate ma
anche progettate ma anche realizzate. Grazie per aver partecipato all'analisi, Giorgio Spano. Grazie a voi. Noi ci risentiamo domani come sempre con una nuova puntata. Buona serata. Buona serata.